digitale o del tuo ricevitore digitale, puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Va ora in onda Spazio Più. Buonasera a tutti dallo Spazio Più del venerdì. Professionisti imprenditori uniti, chi vi parla, vostro sparacazzate preferito, rigorosamente in diretta oggi, venerdì 4 ottobre 2024, San Francesco. Auguri a tutte le Francesche e a tutti i Franceschi che ci ascoltano, so che siete tantissimi. Ore 15.05 da via Carlo Bellerio 41 in Milano, dal bunker di Radio Libertà. Vi sta parlando il vostro sparacazzate preferito Federico, dall'altra parte del Cheno Legnoso il mitico Andrea, senza la cui preziosissima opera tutto questo non sarebbe possibile. Ricordiamo sempre, questa è una trasmissione operaia e quindi i primi operai qua sono proprio i registi, che ringraziamo. Salutiamo anche il direttore Giovanni Sallusti, che comunque ci dà la possibilità di fare questa trasmissione, che è lo schifo che è, insomma, però ci dà la possibilità di dare voce a voi, di dare voce a un settore particolare che è quello delle carceri, perché il venerdì l'abbiamo sempre consacrato alla sicurezza e alle carceri. E più tardi ci raggiungerà il nostro Antonio Fellone, che pensate un po', nella giornata di oggi ha cambiato il nome in Francesco in onore del patrono d'Italia, il Santerello, il fraticello d'Assisi Francesco, che una volta insomma era anche festa il 4 ottobre. A proposito di una volta, a fianco a me il presidente dei professionisti imprenditori uniti, Mimmo Magnetta. Ciao a tutti, buongiorno e buon ascolto di trasmissione. Ok, diamo subito. Hai ricordato dove saremo domenica? Assolutamente, io ti aspettavo domenica. Attenzione, sturate le orecchie, il caso ha voluto che domenica 6 ottobre saremo tutti liberi, saremo tutti presenti a Pontida, quel di Pontida, in provincia di Bergamo, per il grande raduno della Lega. È importante esserci perché ci stringeremo tutti al nostro capo, nonché direttore eterno di Radio Libertà e soprattutto di Radio Padania Libera, Matteo Salvini, che come ben sapete è stato infamemente accusato di sequestro di persona per aver fermato una nave che già altri due porti. Come cazzo ha fatto Matteo a fermare una nave? A non permettere l'ingresso in un porto italiano una nave che già perché Matteo è forte, ma arrivare addirittura ad avere questa forza erculea. Ora lo accusano addirittura che ferma tutti i treni. Sono accuse infamanti perché a me fa piacere che date questi poteri paranormali a Matteo Salvini, ma vi avviso, io i treni, siamo in trasmissione operai, i treni io Mimmo non ne parliamo da quanto? Dal 1900 Ambarabà 2, dovevamo dire Ambarabà perché il Kaiser non voleva che dicessimo 20. A proposito di ciò, chi vi parla il treno lo prende da 35 anni, da appena nato, e vi posso assicurare che i bordelli nelle strade ferrate sono sempre accorsi. Vi voglio raccontare un aneddoto, visto che abbiamo tempo, di un lavoratore che veniva dalla Puglia nel 1982, parliamo del 27 dicembre 1982, prese un treno da Barletta in Puglia e a Falconara Marittima il treno si fermò perché c'era una frana sui binari. All'epoca Matteo Salvini era già esistente in vita, ma non era ancora ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All'epoca c'era il ministro dei trasporti e le ferrovie erano un'azienda, anzi era proprio una divisione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E il treno dovette fare marcia indietro, andare a Roma e da Roma arrivare fino a Milano, e il viaggio durò all'incirca 28-30 ore, e parliamo del 1982. Quel signore là che arrivò a Milano con un giorno di ritardo era il mio papà, che era stato appena assunto alle poste, che anche quelle erano Ministero delle Poste e Comunicazioni. Quindi è una vita vissuta. E pensate un po' che all'epoca, cari giornalisti di sinistra, Matteo Salvini non era ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Comunque, detto ciò, è importante esserci per dimostrare la nostra vicinanza al nostro segretario federale Matteo Salvini, soprattutto un uomo accusato per aver fatto il suo dovere, come sono tanti uomini e donne con la divisa ogni giorno che fanno il loro dovere e si ritrovano sospesi davanti a un giudice per aver fatto il loro
dovere. Ecco perché ci stringiamo. E magari ce ne fossero tanti di ministri che hanno la capacità di finire sotto processo per fare il loro dovere. Quello che dice la Costituzione, articolo 52 029294 7222, per chi volesse dire la sua in diretta. E a proposito di chi vuole dire la sua, ne abbiamo già uno. Quindi sì. linea a chi ci ascolta. Buonasera, chi è e da dove chiama? Buonasera, sono Francesco e ti chiamo da Roma. Auguri Francesco, auguri grazie, assai. Grazie, anche perché con tutti i vari San Francesco che ci sono in giro, io so per certo che il 4 di ottobre è il mio onomastico, perché è quello di Assisi, e quindi è quello ufficiale, diciamo, dai, poi ci sono tutti gli altri. Francesco, allora, ti posso fare una domanda? Ma anche due. Tu che sandali usi? Sandali? Sì. Guarda, usi i calzini sui sandali? Io odio. Io ho dei paio di sandali con i tacchi a punti da 12. Io, guarda, se dovessi andare a fare il frate anch'io, metterei sulle Croc, perché i sandali proprio le odio, non mi piacciono proprio. Anch'io. Sono una cosa che quando ero piccolo vedevo i crucchi che venivano qua al lago a fare le ferie, i tedeschi. E avevano già su quelle ed erano orrendi, poi specialmente quando non so, anche le calze, quelle bianche fino quelle al ginocchio, corte, no? Quelle corte. No, quelle non il gambaletto, quelle al ginocchio sono ancora più orrendi. Mamma mia. Poi a luglio ed agosto, cioè, posso capire a novembre, dicembre, vieni qua, è un po' freschino, ma a luglio, agosto qua, scusa, ma loro facevano quello perché avevano paura di zozzeria italiana, allora mettevano i calzi per proteggere i piedi. Aromi venivano sprigionati tra il piede e la suola del sandalo. Francesco, dai, dici cosa dici, dacci la tua... Peccato che siamo noi che li chiamiamo crucchi, quindi il crucco in dialetto nostro vuol dire che è lo sporco, lo sbidice, no? È lo sporco, ecco. Va bene, ok, allora tu stavi dicendo di quello che è successo col chiodo, no? Il problema però è che ferrovie, ormai le FS, come una cosa che conoscevamo noi tanti anni fa, non esistono più, perché hanno esternalizzato, subappaltato tante a quelle ditte che anche qua vicino a casa mia, in un paese che si chiama è bloccata da Arona a Domodossola, e c'è stata una tragedia che c'è stato il lutto, ecco, è scappato il morto, perché comunque è come quei ragazzi che erano sulla linea ferroviaria a sistemare i binari tra Padova e Bologna, a cui diamo tutta la nostra solidarietà. Questa è una trasmissione di lavoratori, ci saremmo arrivati, grazie Francesco. In effetti sì, questa mattina e noi ricordiamo chi non deve accadere questo, però continua ad accadere, una cosa vergognosa, e qualcuno in ferrovia il suo dovere non lo fa, perché dovrebbero esserci sempre uomini di Rete Ferroviaria Italiana a presenziare i cantieri. Chissà perché questi qua delle imprese private, che spesso sono assunti con contratti schifosi a chiamata o interinali, vengono lasciati da soli a operare nelle strade ferrate, e accadono queste cose. 4 del mattino un treno investe degli operai su vicino Bologna, sulla strada ferrata, la ferrovia Bologna-Padova. Grazie Francesco per avercelo ricordato. Sì, purtroppo con tutti questi contratti che fanno, e sono tutte anche queste agenzie, praticamente gente che non è formata, diciamo non è del mestiere, che magari il giorno prima faceva il magazziniere in un supermercato, bravo, poi è andato a fare tipo il carpentiere, quelle cose lì così, sono sempre cose inerenti a un discorso di azioni, binari, manodopere, quelle cose lì, però se non è la formazione, che non sai come si fa, anni fa c'erano quelli che io mi ricordo quando ero piccolo, passavano con quegli specie di carrellini che si vedono nelle comiche, no? Sì. E uno spinge da e andavano in giro a controllare col martello, con una mazza, picchiavano e sentivano se c'erano i dadi allentati, tutte quelle cose lì, però era una cosa che all'epoca era tutto gestione ferrovia. Adesso negli ultimi anni, come in tante cose, si è voluto subappaltare, esternalizzare tante cose, e poi purtroppo queste cose capitano perché hai gente anche che non è del mestiere, non ha la formazione, e sono buttati così allo sbaraglio a fare dei lavori che sono molto molto delicati e sono pericolosi, e quando va male ci lasci le penne per portare a casa lo stipendio, che purtroppo è una cosa orrenda, morire mentre sul stai lavoro, lavorando, e non ha mai, posso capire un infarto, una cosa che può succedere così, però queste cose qua sono dovute a quello che dico, quello che sto dicendo io, ecco, mi sembra di non sbagliarmi.
E niente, poi la colpa la vogliono dare a Salvini, ma Salvini potrebbe essere anche il ministro della bellezza, c'è in giro gente brutta, la colpa è sua perché dovrebbero essere tutti belli. Ma la bellezza è soggettiva, quindi anche là siamo. Magari Salvini potrebbe essere l'uomo più bello di questo mondo, ma per alcuni sarebbe sempre quello più brutto. Se c'è ogni scarafone piaggia a mamma sua. Va bene, con questo io vi saluto, vi auguro un buon weekend e ci sentiamo poi la prossima. Fate bravi, mi raccomando. E andiamo a fare casino a Pontida il 6, andremo a fare casino a Pontida, preparatevi. Allora sì, in effetti ringraziamo Francesco, noi da anni lo diciamo siamo contro le privatizzazioni, questa è la trasmissione più antiliberale e antiliberista di Radio Libertà. Abbiamo sempre detto a noi ci fa schifo il sistema liberale liberista che vuole privatizzare ogni cosa ed è il frutto della privatizzazione tutto questo. Oddio, come abbiamo detto succedevano anche tanti anni fa queste cose, tuttavia una volta le ferrovie costavano molto meno allo Stato, il servizio era sicuramente maggiore, non dico migliore ma maggiore di quello che è attuale, e queste sono le privatizzazioni. Chi ci rimette? I lavoratori. Una volta la manutenzione la facevano i lavoratori di ferrovie, è vero, erano 300.000, la facevano loro. Ora la manutenzione la fanno aziende private che vengono a contatto con tensioni altissime. Rammento, sono 3 kV la linea in alta tensione sulle linee normali, 3 kV, cioè vuol dire a casa arriva a 220 watt. Non saprei fare se sono 100 o 1000 volte di più, però sono davvero tensioni elevatissime. Basta un attimo e muori fritto, muori carbonizzato. E con questi contratti di lavoro schifosi, questi appalti e subappalti, è un attimo finire male, ma ce lo chiede l'Europa. Dovevamo privatizzare questo, l'Europa ci ha chiesto di privatizzare la sanità e la sinistra l'ha fatto. L'Europa ci sta chiedendo di privatizzare le carceri, ne abbiamo discusso un sacco di volte con Antonio Fellone, arriveremo anche a questo. Un giorno ci chiederanno magari di privatizzare la polizia, di privatizzare qualsiasi cosa, di privatizzare la democrazia. Già ci siamo arrivati, esistono società, banche che comprano i voti delle persone, si fanno i partiti su misura e tutto questo voi amici a casa lo sapete. Ci sono istituzioni finanziarie che finanziano l'immigrazione clandestina, e quando c'è un ministro dell'interno come all'epoca Matteo Salvini che blocca una nave, dice guardate siete una nave battente bandiera spagnola, ci sono 2 porti spagnoli che vi vogliono, ecco perché è importante essere a Pontida, dobbiamo esserci tutti, farci vedere, far capire a chi vuole colpire la democrazia nel profondo colpendo un vice premier legalmente eletto dal popolo con tutti i crismi di legge, che la legge è importante, ma anche la legittimità delle scelte politiche di un ministro dell'interno, e quindi bloccare quella nave che aveva fatto tutta una serie di operazioni dubbie e dire attenzione, ci sono 2 porti spagnoli che vi vogliono, andale, come fanno tutte le altre nazioni da Malta in su, o anche la Tunisia era disposta ad accogliere quella nave là, è fondamentale. Bisogna far capire che la legge è importante, la legge va fatta rispettare, ma le leggi le fa il Parlamento e non la magistratura che è chiamata a farle rispettare. Quindi venite a Pontida, io e Mimmo ci saremo, noi saremo sempre con Matteo Salvini, con tutte le persone di buonsenso al di là del colore politico. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, buonasera, chi è e da dove chiama? Buonasera, chi è? Allo? Pronto? Pronti? Pronto? Sì. Chi è lei, scusi, si qualifichi? Mi sono Rodolfo da Brescia. Ciao Rodolfo. Volevo parlare, volevo farvi complimenti a tutti, anche se per me il migliore in assoluto manca, arriverà o no? Sì. Allora, in diretta c'è Francesco Fellone che oggi ha cambiato nome in onore del Santo d'Italia, quindi auguri a tutti i santi francesi, compreso il nostro Francesco Fellone, coordinatore del Dipartimento Carceri e Polizia Penitenziaria della Lega. Hai capito? Buongiorno ragazzi. Buongiorno Antonio Francesco Antonio, come preferisci? Volevo sempre ringraziare Radio Libertà per lo spazio che ci dedica da anni ormai. Ringrazio a te Mimmo, a Federico, alla regia che è sempre gentile e disponibile. E niente, che vi dico? Vi dico che oggi purtroppo posso intervenire solo via telefono perché ho fatto le corse, tu sai, in altri casi, no, invece noi dobbiamo sempre esserci a prescindere, quindi anche via telefono noi dobbiamo dare continuità al lavoro che facciamo da anni, quindi bisogna sempre lavorare. Quindi io ci sono qui come sempre, come voi d'altronde, perché noi dobbiamo essere orgogliosi di questo, no? Sono anni che facciamo questo lavoro in radio, sono anni che raccontiamo la verità e non
perdiamo tempo in chiacchiere, ma diciamo solo esclusivamente la verità, perché noi siamo sempre e comunque dalla parte della polizia penitenziaria tutta e ovviamente degli operatori vari che lavorano all'interno degli istituti penitenziari. Da parlare ce n'è sempre, questa settimana ci sono state delle novità e purtroppo non ho avuto modo di ascoltarvi questi primi 15 minuti perché non sono riuscito, ma l'avrete dato sicuramente, altrimenti le daremo insieme. Sì, le daremo insieme. Antonio, abbiamo un po' parlato di quello che la stampa continua a gettare su Matteo Salvini, no? Che ora è accusato, oltre che fermare le navi, di fermare pure i treni, e abbiamo riportato tutta una serie di aneddoti che testimoniano che i problemi delle ferrovie sono leggermente più antichi di Matteo Salvini. Vorrei leggere anche un WhatsApp di un'ascoltatrice. Buonasera, sono una lavoratrice pendolare a Matteo Salvini personalmente, devo solo i ringraziamenti per aver soppresso, non ricordo il termine giusto, gli scioperi selvaggi in orari assurdi. Ecco, ad una persona che governa da cuore il suo popolo, io direi solo grazie. Come abbiamo detto anche Antonio, che noi saremo tutti in massa a Pontida, compreso chi vi sta parlando ora, il vostro sparacazzare preferito, per stringerci attorno a Matteo Salvini in un momento che è difficile per lui, perché dopo che la procura di Palermo ha chiesto 6 anni, perché oltre a fermare i treni, fermava anche le navi quando era ministro dell'interno, è importante far vedere che ci siamo, anche perché è una condizione che ho ricordato attraversano un sacco di donne e uomini in divisa che fanno il loro dovere e si ritrovano sospesi dal servizio davanti a un giudice. Ecco, per noi quindi è ancora più importante far vedere di esserci, giusto Antonio? Assolutamente sì. Vabbè, ma da anni ormai Matteo Salvini, tutto quello che fa viene attaccato sempre dai soliti, ovviamente parliamo dai sinistri, quindi sappiamo bene che purtroppo quello che accade, io come voi sapete viaggio da anni, non solo da 2 anni, sono più di 15 anni che uso i mezzi pubblici, i mezzi di trasporto, perché non ci siamo mai fermati. In passato ho visto anche di peggio, quindi voglio solo ricordare che anche a me è capitato in questi 2 anni di avere delle difficoltà, ma semplicemente perché finalmente, direi, stanno facendo dei lavori alla vecchissima linea ferroviaria, perché è vecchissima, sì, ma sempre trascurata e mai attenzionata, e di conseguenza laddove tu devi apportare delle migliorie ci sta che il viaggiatore possa avere delle difficoltà con un po' di ritardo e altro, ma se tu fai i lavori a casa, una stanza al giorno la devi chiudere o no? Mica puoi fare i lavori e nello stesso tempo la puoi utilizzare, ci sta. Quindi bisogna solo dire grazie per l'immenso lavoro che stanno facendo al MIT e quindi di conseguenza al ministro Salvini. In tanti anni a me è capitato anche di avere 5, 6, 7 ore di ritardo, parlo di 3, 4, 5 anni fa, però non mi sembrava che ci stava tutto sto casino, poi si dava colpa a qualcuno. Ma è da 35-40 anni che non si fanno lavori importanti alle ferrovie, questo diciamo, l'hanno chiuso anche la linea Verona-Vicenza per un mese intero, ma perché era da 30, cioè dovuto arrivare Matteo Salvini per far fare i lavori alle ferrovie e alle strade che erano ridotte uno schifo. Fatemi dire una parola anche a me. Io con Matteo Salvini sono arrabbiato con Matteo, perché io mi ricordo quando ero piccolino che dovevo scendere al paese in vacanza, venivo letteralmente catapultato attraverso il finestrino nel vagone per andare ad occupare lo scompartimento per tutta la famiglia. Io oggi, a causa dei treni che hanno tutti i finestrini bloccati, questo non lo posso fare, io non posso far provare lo stesso brivido. Ma non scenderesti più sei diventato leggermente più grosso. Infatti sto parlando per i nipoti. Sei quasi un ippopotamo. Non è giusto, io tornerei ai treni antichi, alle vecchie usanze, quando i treni erano non ci sono più le sberle come una volta, come quel film dei Amici miei, quanto bello era. Ciao, bei tempi. Tu non concordi, Antonio? Tu non sei stato mai gettato attraverso il finestrino nel treno? No? No, ancora devo provarlo sta cosa, anche perché ti dico Mimmo, perché spesso viaggiando con l'alta velocità, quindi non c'è l'opportunità di aprire il finestrino, quello può capitare se viaggi con i treni regionali, quindi devo prendere qualche volta un regionale, devo aprire il finestrino e devo cercare qualche buon amico che mi ci butta sotto, così voglio provare no, sotto, dentro Antonio, dentro, no sotto. Sotto viaggiava Fantozzi quando tornava da Monte Carlo, che il padrone si era giocato tutto. Antonio, ma prima parlavi di novità, quali sono le novità? Ci sono tante novità oggi, le facciamo dire ad Antonio.
Fede, preferisco che tu le dici e poi le commentiamo. Allora dai, leggiamo la prima novità importante. Allora, in questa radio avevamo annunciato mesi fa la nomina del garante dei detenuti, che purtroppo ci ha lasciato. Il buon Dio se l'è preso in maniera prematura, ora mi sfugge il nome. Sicuramente Dettore, bravissimo, che purtroppo il buon Dio se l'è preso troppo presto, nemmeno tempo ha fatto di entrare insomma in carica come garante dei detenuti, che è andato avanti, e ci stringiamo sempre alla famiglia e ci dispiace perché è una persona di valore. Però la notizia di ieri in questo caso è che Riccardo Turrini Vita, un uomo che ha avuto una lunghissima carriera all'interno del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, un galantuomo, possiamo dire, sì, nel vero senso della parola, perché abbiamo avuto un po' tutti, ho avuto anch'io l'onore e il piacere di conoscerlo, un magistrato insomma di grande valore, addirittura chiamato in Vaticano, nonché insomma con una grandissima gavetta, quindi conosce molto bene il mondo penitenziario. È stato nominato garante nazionale dei detenuti, e quindi questa è la prima notizia, e la lasciamo commentare anche da Antonio. Vabbè, io credo che una scelta non azzeccata, di più azzeccatissima, semplicemente perché conosciamo il consigliere Turrini Vita, una persona estremamente esperta, una persona estremamente professionale, conosce benissimo quello che è il mondo carcere e di conseguenza tutto ciò che gira attorno sia ai detenuti ma anche alla polizia penitenziaria. E questo è importante, perché avere come garante dei detenuti una persona che conosce benissimo anche il nostro corpo è fondamentale, perché sa dove realmente ci sono i problemi, dove il grandissimo lavoro che comunque fa la polizia penitenziaria, conosce tutto. Quindi per me la nomina del consigliere Turrini è stato veramente, come in gergo calcistico, un Eurogol, perché veramente ci voleva. Ovviamente spiace per quello che è accaduto al vecchio garante, che purtroppo ci ha lasciato in maniera prematura e all'improvviso. Ho avuto modo di conoscere una persona per bene, anche il dottor Dettore. Però ripeto, la nomina del consigliere Turrini è stato veramente onorevole da parte del governo, mai scelta fu più azzeccata. Sì, poi non un uomo legato alla politica, ma un professionista, cioè un signore che è conosciuto per le sue capacità e non per l'appartenenza a una corrente particolare della magistratura o a un certo partito. Quindi questa è una cosa che fa ancora più onore alla scelta del governo, perché dovrebbe essere così. La politica dovrebbe nominare delle persone capaci, al di là competenti, al di là delle loro idee, e questo noi lo sottolineamo, ne siamo felicissimi. Poi insomma, so che si sta parlando di rinnovo del contratto per tutto il comparto della sicurezza, sappiamo che insomma gli stipendi sono ci siamo. Qui anche ci qua siamo. Se vuoi, lascio a te il commento, perché so che sei ferrato su questo, ed è giusto, perché siamo, donne e uomini con la divisa, scusami Antonio, finisco, che corrono enormi rischi ogni giorno. Non parliamo solo della polizia penitenziaria, parliamo di carabinieri, di polizia di Stato e di guardia di finanza, quindi donne e uomini che ogni giorno hanno responsabilità enormi e corrono pericoli importanti. E qua ti lascio a te, scusa, ci voleva un po' di No, assolutamente, ci siamo. Girano già le prime cifre che, partendo dalla gente, il rinnovo dovrebbe portare comunque un incremento in busta paga di circa 100-105 euro, per poi salire rispetto agli anni di servizi al grado. Diciamo che come somma è abbastanza importante. Ovvio che guardando i rinnovi dei vecchi governi, che veramente facevano ridere, perché voglio ricordare che si parlava di 40-50 euro, qua siamo al doppio quasi. Poi comunque adesso si sta per chiudere, perché c'è da mettere a posto anche quelle che sono le questioni degli straordinari e di altre voci che fanno parte della busta paga, quindi delle varie situazioni fiscali. Io direi che ad oggi è un rinnovo abbastanza soddisfacente. Aspettiamo la firma del contratto, che dovrebbe avvenire comunque a breve, e poi una volta che il contratto è stato firmato, ovviamente noi porteremo come ospite qualcuno che è stato presente alla trattativa e ci può dettagliare un attimo quello che sarà poi l'accordo definitivo. Però per quanto mi riguarda è un accordo abbastanza soddisfacente. Sì, assolutamente. Allora andiamo in pubblicità e torniamo subito tra 35 e 40 secondi. Quindi pubblicità, arriviamo. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click.
e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Rieccoci in diretta allo Spazio Più, professionisti imprenditori uniti in collaborazione con il SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, con Mimmo Magnetta, presidente, Antonio Felone, coordinatore Dipartimento Carceri e Polizia Penitenziaria della Lega, nonché segretario generale aggiunto del SINAP, e il vostro sparacazzate preferito Federico, d'altra parte del Chiaro Legnoso e regia il mitico Andrea. Rammentiamo i numeri perché ce lo state chiedendo: 340-670-9659 per chiunque volesse intervenire su WhatsApp, ripeto 340-670-9659, e poi il numero per la diretta lo 0292947222. Antonio, stiamo parlando di novità. Tu, oltre a queste due novità che abbiamo dato oggi, è comunque una cosa buona, ogni settimana abbiamo delle novità che sono buone, oltre alla cronaca nera pesante purtroppo che c'è sempre, abbiamo anche tutta una serie di nuove novità, di movimenti che vanno a rinfrescare, a dare maggiore efficienza e efficacia al sistema, cose che anche qua era da anni, se non decenni, che non si vedeva tutto questo movimento. Quindi ci può dire qualcos'altro? Certo, c'è la novità riguardante comunque gli istituti per minori, tutta la polizia penitenziaria che presta servizio presso gli istituti per minori, con un nuovo PCD del capo del dipartimento, il dottor San Germano. Tutti coloro che lavorano all'interno dei minorili devono indossare la divisa, perché per chi non lo sapesse, fino ad oggi chi lavorava all'interno degli istituti per minori, parlo di polizia penitenziaria, lavorava in abiti borghesi, perché in abiti civili sappiamo di una vecchia cosa che poteva dar fastidio al minore, ma sappiamo bene che oggi i minori non sono più i minori di una volta, e quindi è opportuno che all'interno di un minorile, comunque parliamo di un carcere, comunque la polizia penitenziaria rappresenta l'istituzione, rappresenta lo Stato, e di conseguenza io l'ho vista come una scelta assolutamente positiva che il poliziotto che lavora all'interno degli istituti per minori debba indossare la divisa, perché comunque è un segno anche di rispetto, no, verso le istituzioni. E chi sta scontando una pena all'interno degli istituti penitenziari per minori deve capire che in quell'istituto comunque è presente lo Stato, l'istituzione, e quindi di conseguenza il poliziotto deve starci in divisa, perché anche all'occhio del detenuto appena arrestato, ragazzino che arriva agli istituti di pena per minori, si vede comunque la persona in abiti civili, lo può dire è un educatore, è un assistente sociale, un assistente volontario, no. Quella è la polizia penitenziaria, quindi io l'ho trovata una scelta estremamente giusta, opportuna, che anche all'interno degli istituti per minori venga indossata la nostra divisa. Beh, Antonio, questa è una notizia bomba davvero, perché insomma si diceva sempre che c'era tutta una serie di criminologi, educatori che dicevano che si poteva traumatizzare la giovane popolazione detenuta. Sappiamo che invece con i numerosi sbarchi è cambiata, gli sbarchi, il ministro attuale dei trasporti, nonché ex ministro degli interni, che voleva evitare, insomma, e ora si ritrova alla sbarra davanti a un giudice a Palermo con il rischio di 6 anni di carcere. Pensate un po', scusate, ma questa notizia è ricorrente, ridondante, perché è la realtà che viviamo tutti noi, perché tutte queste persone che sono sbarcate sono state buttate nelle periferie, nelle città normali dove noi disgraziati, io Mimmo che siamo operai, ma anche Antonio Felone, sottraiamo il nostro tempo libero a famiglie, a impegni, a qualsiasi attività, anche alla nostra salute, per venire qua e parlare con voi queste 2 ore, una il martedì e una il venerdì, dell'attualità. E che è successo? Che il carcere si è riempito davvero il carcere normale per adulti, nonché i minori, di piccoli delinquenti professionisti che non hanno alcuna remora a fare qualsiasi cosa. E quindi davvero una notizia importante farsi vedere con la divisa. Antonio, ti chiediamo, ma da quando è operativa questa decisione? È una decisione insomma che... Sì, io credo che sia già operativa, perché il PCD è stato emanato ieri. Quindi io credo la settimana prossima il poliziotto penitenziario che presta servizio negli istituti per minori deve indossare assolutamente la divisa. Tutti da Bolzano a Palermo, come dici tu, ce lo confermi, in tutta Italia? Ma guarda,
si parla di tutti coloro che lavorano all'interno del Dipartimento di Giustizia Minorile, quindi tutto ciò che è esecuzione penale, quindi bisogna capire solo se si tratta anche della situazione di chi presta servizio presso gli UDEPE o altro, però è andata, c'è. Antonio, di chi è il merito di questa decisione? Il merito è stato un volere assolutamente del sottosegretario Stellari e di conseguenza condiviso dal capo del Dipartimento, il presidente San Germano, e da tutti coloro che comunque lavorano all'interno di giustizia minorile. Guarda Mimmo, io ieri ho dato la notizia anche sui social, la DAF è uscito come un comunicato del sottosegretario Stellari, è stata presa bene sta cosa da tutti, da chi lavora in giustizia minorile, ma anche da tantissimi poliziotti penitenziari che lavorano nel mondo adulti, perché secondo me bisogna dare una sterzata, bisogna far capire comunque anche all'interno degli istituti minori ci lavora la polizia penitenziaria, e la polizia penitenziaria rappresenta l'istituzione, rappresenta lo Stato, e quindi la nostra divisa va onorata e rispettata. Guarda, ieri il sottosegretario Stellari ed esibita, non bisogna aver vergogna della propria divisa. Ti posso dare uno scoop: la divisa, gli agenti della polizia penitenziaria addetti al UEPE già la usano, hai capito? Cioè, almeno qua in Lombardia, in Lombardia sì. No, ma chi lavora, attenzione Mimmo, chi presta servizio nei posti di vigilanza, anche UDEPE, ma ti parlo anche degli istituti per minori, già indossano la divisa. E chi era a contatto con i minori, chi lavorava, chi faceva servizi operativi all'interno delle sezioni, che non indossava la divisa. In tutti i posti di servizio, e così prevede il lo regolamento. Sapete, sì, Antonio e Federico, lo sapete il perché? Perché soprattutto nella giustizia minorile vigeva la regola che i ragazzi non dovevano essere traumatizzati dalla vista della divisa, e c'era una visione da mamme, perché le donne, insomma, o da papà. Il problema è che quelli che appunto hanno favorito, diciamo, questa linea evidentemente non hanno mai letto Pinocchio, perché Pinocchio aveva il terrore dei carabinieri. I carabinieri si presentavano con tanto di cappelli, diviso col cappello e col pennacchio, cioè mi sembra un po' come quel Bock, era un pedagogo che scriveva un libro in cui diceva che i bambini non bisognava toccarli manco con un petalo di una rosa. Poi hai scritto: ragazzi, scusate, ho sbagliato tutto, pestateli. No, pestateli proprio no. Scherzo. Ogni tanto uno schiaffo. Mazza e Panella fanno i figli bella, così diceva mia mamma, che è originaria della Campania, ed è vero, ci vuole il bastone e la carota. È brutto da dire, io anzi rimprovero a mio padre di non avermi dato abbastanza schiaffi, magari se mi dava qualche schiaffo in più sarei stata una persona che migliore. lo doveva dare più centrato, lo so. sulla zucca. Comunque vabbè, insomma, Antonio, io ti ho fatto questa domanda. Una domanda importante, scusate Antonio, c'è, come ben sai, una serie televisiva che è amatissima, girata a Napoli, a Nisida, Mare Fuori, e ci chiedono: ma avete avvisato il cast di Mare Fuori che ora gli agenti monteranno con le divise? Perché non vorremmo, insomma, che esce fuori la serie che non è attuale. Antonio, la domanda rivolta a te. Antonio, ci sei? No, ho capito male. Antonio, non sono riuscito. Ci stanno scrivendo da casa che moltissimi che ci seguono guardano Mare Fuori, la fortunatissima serie TV della Rai ambientata all'Istituto per Minori di Nisida. Ok? Molti scrivono: ma avete aggiornato la troupe della Rai che gira il telefilm, che ora le guardie che stanno all'interno devono avere la divisa? Allora, partiamo dal presupposto che è una fiction, okay. Quindi tutto quello, io ho avuto modo di vederla tutta, abbiamo avuto come ospite anche Carmine, il comandante, no? Sì. Il comandante, certo, perché comunque rappresentava, diciamo, una parte della polizia penitenziaria, però ripeto, è una fiction, il 95% di quello che fanno vedere all'interno di quella fiction non è assolutamente la realtà, assolutamente, lo escludo proprio a priori. Quindi sì. Non ci stanno le celle miste. Io ho conosciuto qualche ragazzino che non vedeva l'ora di tornare in galera, sì, di andare in galera, perché almeno ci sono le belle ragazze.
Quindi io direi se uno la vuole guardare io l'ho guardata, guarderò sicuramente anche la nuova serie, però io che conosco bene quello che è il mondo carcere, di conseguenza anche quella che è la questione relativa ai minori, posso dire tranquillamente che quello che si vede in quella fiction, il 95% è stato buono, non c'entra nulla col carcere e con i minori, assolutamente, perché altrimenti vuol dire che già sotto certi aspetti stiamo inguaiati, ma se uno guarda quella fiction veramente tutto è tranne che un carcere, non è proprio così. Allora ne approfittiamo dopo questa notizia per dare un forte abbraccio in saluto a tutte le donne e gli uomini della polizia penitenziaria che lavorano negli istituti per minori di tutta Italia, perché è un lavoro difficilissimo. Sono sicuro che a breve Antonio riuscirà a metterci a contatto con delle persone che ci lavorano, tante volte nemmeno a farlo apposta. Noi siamo andati in visita all'istituto per minori Cesare Beccaria di Milano, quindi è un mondo che conosciamo fin troppo bene, un mondo che è sempre nell'occhio del ciclone, ed è un lavoro che è doppiamente difficile rispetto a quello del carcere normale, il carcere per adulti, le case circondariali e le case di reclusione, che già ora vi assicuro è decisamente complesso. Come chi ci segue sa benissimo, ne parliamo di tutte le cose turche, ma magari cose turche, perché manco in Turchia accadono, che invece purtroppo accadono normalmente. Nell'istituto per minori tutto è doppiamente difficile, quindi davvero siamo felici di questa decisione e siamo ancora più vicini alle donne e agli uomini che fanno questo difficilissimo mestiere all'interno degli istituti per minori. Io penso che però appresso a questa decisione di far indossare la divisa a tutti, bisognerebbe dare anche uno sprone alla politica affinché venga corretto quello che è il reato della tortura, perché parliamoci chiaramente, insomma, il reato della tortura è lì che incombe, o con la divisa o senza divisa, voi ce l'avete sempre sul groppone. Dovete stare veramente attenti che se stringete un pochino più forte il polso a un detenuto o minore o adulto, so cavoli, insomma. Ma Mimmo, io direi che a parte che poi ognuno è responsabile delle proprie azioni, ma su questo il governo ci sta lavorando. È ovvio che non gli si può chiedere di eliminare il reato di tortura, perché altrimenti l'Europa ciaone. Credo che bisogna lavorare su una revisione del reato di tortura, quello sì lo stanno già facendo da quello che mi risulta. Bisogna modificarlo perché è molto ampio e secondo me sotto certi aspetti è dannoso per noi, perché ci limita tantissimo, perché voglio ricordare che comunque la norma prevede l'uso della forza, sì. Quindi lavorare oggi negli istituti penitenziari veramente fai una fatica enorme, perché ti confronti con gente che non dovrebbe stare in galera. Noi lo diciamo da anni, in istituto troviamo persone che veramente non potrebbero assolutamente stare in carcere, perché sono persone malate, psichiatrici, non aspettano altro per aggredirti o minacciarti, e quindi a volte sei costretto a difendersi, e spesso abbiamo visto in questi anni che un povero Cristo, solo per essersi difeso, si è dovuto difendere anche in tribunale perché è accusato di tortura. Quindi va modificato, quello sì, e io sono certo che questo governo porterà a termine anche questo, perché spesso si parla a bandera, leggo tante cavolate in giro pur di attaccare il governo, e lo ripeto veramente con forza, che il governo sono certo che metterà le mani anche su una modifica del reato di tortura. Come ha assicurato più volte il ministro Nordio. Antonio, abbiamo altre novità o possiamo iniziare a parlare un po' di cronaca? Vabbè, diciamo che novità importanti le abbiamo dette. Sì. Ne diamo una dell'ultimo minuto che riguarda qualcosa che interessa tantissimo, no? I nostri colleghi, perché sappiamo bene che ci ascoltano in tanti, che è quella che riguarda la mobilità, no? Perché i nostri colleghi attenzionano quello che è la mobilità e quindi i trasferimenti. A breve sarà disponibile la graduatoria che sarà utilizzata, riguardante sempre i trasferimenti anno 2023, che sarà utilizzata per l'assegnazione del 184esimo corso a gennaio, che a gennaio ci sarà un'ulteriore mobilità straordinaria che vedrà comunque un movimento di circa 1.300 persone. Quindi, cari colleghi, a breve è disponibile la graduatoria. Chi non volesse più essere trasferito deve revocare, e in bocca al lupo a chi ambisce a un trasferimento.
Assolutamente, sono tanti. Allora parliamo un po' di quello che accade nelle carceri. Fede, perdonami sì. che ti interrompo, però ci tenevo a fare un passaggio prima che entriamo poi a Sì. parlare. Ho letto, mi è capitato di leggere in giro delle cose che veramente a me viene da ridere, ma io che conosco il mondo carcere, tu che lo conosci, chi bazzica all'interno del mondo carceri e chi ha a che fare con i colleghi le conosce queste cose, quindi gli scappa da ridere. Ho letto un articolo, sempre dei soliti, dove ascoltavano sempre il solito, vabbè, lasciamo stare, dove dicevano che i giovani scappano. L'ho letto anch'io, non sapevo come introdurlo con te, perché era appunto la cosa che avevo davanti. Anche a me ha fatto specie leggerlo, perché io da quello che so invece i giovani vanno a fare la fila peggio di X Factor per entrare nella polizia penitenziaria. È un lavoro tosto, però c'è tanto interesse, anche sempre più giovani laureati addirittura che si avvicinano al mondo della polizia penitenziaria, cosa che è una rivoluzione copernicana rispetto ai vecchi agenti di custodia dove a malapena c'era la terza media. Antonio? Ecco, allora mi va di fare delle considerazioni. Siccome che noi abbiamo a che fare nel quotidiano con tantissimi colleghi, no, anziani e giovani, nell'ultimo periodo soprattutto tantissimi giovani, no, che si affacciano verso il nostro mondo e iniziano il nostro lavoro. Spesso capita che i giovani fanno più concorsi, quindi tanti vanno via perché vincono magari i concorsi dove loro hanno più ambizioni, ambivano di più a quello e quindi di conseguenza vanno via e iniziano una nuova avventura. Ma chi va via perché non ha vinto altri concorsi va via solo ed esclusivamente perché spesso si fanno concorsi con la speranza di vincerlo e andare a lavorare a casa. E siccome sappiamo bene che il 90% di chi fa i concorsi in polizia penitenziaria, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, provengono tutti dal sud, cosa accade? Accade che fanno il concorso, poi quando vedono che devono andare a lavorare al nord, si dimettono e vanno via. Quindi non è assolutamente correlata alla situazione che sta vivendo il carcere o che vogliono far passare. Sì. Ma è correlata più al costo degli appartamenti, gli affitti? No, è correlato al fatto che tantissimi ragazzi giovani sono cambiati, i giovani sono cambiati e lo sappiamo bene. Non sono più come i giovani di una volta, come lo eravamo noi, no? Pronti a fare i sacrifici, pronti ad andare via da casa, e te lo dice uno che purtroppo per varie evenienze è cresciuto da solo. Sono andato via di casa prestissimo, quindi avevo 17 anni, non sono più tornato. I giovani di oggi non riescono a stare lontano da mamma. E quindi cosa accade? Accade che se un campano, un pugliese, un siciliano viene mandato a prestare servizio, come giusto che sia, nel Veneto, nel Friuli, in Lombardia, in Emilia Romagna, sta lontano da mamma. E quindi quando vede che non riesce a stare senza mamma, torna indietro. Si congedano. È anche vero che una volta c'era il divieto di fare più concorsi. Scusami se ti blocco, Antonio. Fino a qualche anno fa c'era una legge che vietava di partecipare contemporaneamente a più concorsi. Ora questa norma è stata tolta. Bisogna, secondo me, istituirla di nuovo, perché altrimenti il rischio è concreto che in futuro si ripeta sempre solo la stessa cosa. Sì. Quindi, ecco, questo è il reale problema, non che la polizia, i giovani della polizia scappano dalla polizia militare perché il carcere non è così, ragazzi, che vogliamo creare allarmismi, vogliamo sempre stare lì a attaccare il mondo carcere perché poi diventa una questione politica. Intanto io sto aspettando un commento che arriverà sicuramente di quella che diceva che vuole chiudere il carcere minori vanno giusti, quello che diceva che il carcere italiano è razzista. Aspetto adesso con la determinazione per i minori, che la polizia penitenziaria che lavora ai minori deve indossare di vita, qualcos'altro da fuori, quindi sto aspettando con ansia. Però ci tenevo a fare questo passaggio perché poi noi che facciamo questo da anni lo facciamo con serietà e ci teniamo con serietà, passione. Ci urta, no? Quando sentiamo dire tante fesserie, perché poi veramente io negli ultimi 2 anni, da quando c'è questo governo, ne ho sentite dire di tutto e di più. Veramente, spesso mi metto a ridere e spesso mi incazzo perché quando viene toccato il mio corpo, il mio mondo, e sento dire cavolate sul mio corpo, che rappresento da 24 anni, che ne faccio parte da 25, certo, è la mia seconda pelle, io mi incazzo.
perché la gente deve stare zitta, deve parlare. Posso aggiungere, fatti interrompere un secondo, non sanno fare bene manco di conti, perché sto leggendo l'ultimo concorso per agenti della polizia penitenziaria bandito per circa 1750 posti, ha visto terminare il corso di formazione soltanto a 1300 poliziotti penitenziari, con la perdita per strada di 350 ragazzi. Beh, è vero, mancano 100 ragazzi, perché 1.300 più 350 fa 1.650, non 1.750, ma sicuramente è un errore la matematica è un'opinione, l'ho letto su Twitter. Ok, no, a parte gli scherzi. È anche vero che questo articolo dice se ne sono andati nel 21 anticipatamente 950 agenti penitenziari, quasi il doppio di quelli che hanno raggiunto la pensione per il limite d'età. Però è anche vero da dire che c'è il cosiddetto picco della riforma, cioè ci sono molti agenti assistenti, in questo caso molto personale anziano della polizia penitenziaria, che dopo tantissimi anni, e vi assicuro che lavorare in un carcere al freddo, al caldo, comporta sempre in piedi, correndo a destra e manca, comporta tutta una serie di malattie professionali, e purtroppo molti, e anche psicologiche purtroppo, perché si vedono anche persone che muoiono, tu ci guarda sono suicidi. Te non hai fatto manco 20 anni, avevo già problemi mentali prima. Vi assicuro che insomma il logoramento purtroppo a fare certi tipi di lavori, in particolare l'agente di polizia penitenziaria, è molto maggiore. Quindi con una popolazione di uomini e donne della polizia penitenziaria che tende ad invecchiare perché è stata assunta in blocco nei primi anni 90, questo fenomeno tende ad ampliarsi per evidenti ragioni anagrafiche. O mi sbaglio, Antonio? Assolutamente sì, assolutamente sì. Guarda Fede, tu hai lanciato prima un'idea che non sarebbe male, e secondo me va approfondita, quella del divieto di fare più concorsi durante l'anno, perché sono stufo che il mio corpo deve essere, il corpo di polizia penitenziaria, deve essere sfruttato da persone che non hanno la reale intenzione di fare il nostro lavoro, che non amano la nostra divisa. Noi non siamo il parcheggio di nessuno. Questa cosa a me veramente mi ha fatto riflettere, ti ringrazio perché... Ma era così, io te lo dico per diretta esperienza, nel 2011 quando feci domanda potevi solo e soltanto fare una domanda all'anno, quindi come era prima, secondo me può essere reimmesso nuovamente questo divieto, questa norma di buon senso che impediva allo Stato di fare doppio o triplo lavoro, perché comunque una persona non è che gli metti la divisa, gli dai la pistola, dici armati e partite, gli fai un corso di formazione, quindi sono tutti soldini pubblici della collettività, fatiche economiche e fisiche di donne e uomini che fanno la formazione a questi neoagenti che vanno sperperate. Però il problema maggiore che l'articolo non spiega, però i numeri sono quelli, sono le donne e gli uomini in età insomma avanzata della polizia penitenziaria che insomma per evidenti limiti fisici e psichici non ce la fanno più e devono lasciare prima. Non è una notizia nuova, Antonio Ferrone lo sa meglio di me, si è sempre saputo. Tuttavia con il forte invecchiamento, come denuncia sempre Antonio, in questa siamo il corpo, cioè la polizia penitenziaria è il corpo di polizia dello Stato con l'età media più elevata, è ovvio che aumentano le dimissioni anche per quel motivo. Purtroppo questi sono i risultati, nessuna fuga, ma il limite è raggiunto, limite. È giusto che se una persona non ce la fa più gli si dia il modo di andare, tutt'al più che si fa un lavoro che prevede una sorveglianza armata o comunque il contatto con persone che in teoria sono là non in villeggiatura ma perché hanno commesso efferati delitti. Giusto? Assolutamente sì, assolutamente sì. Guarda, per quanto concerne il discorso che purtroppo è triste realtà, il nostro corpo è vecchio, ma lo ripetiamo da anni noi, il motivo noi lo sappiamo e chi ti ascolta attentamente lo sa perché in tanti anni venivano fatti, sono stati fatti qualche concorso è stato fatto, però parliamo di 300 più 100, 400 più 100, intanto andavano in pensione centinaia e centinaia e centinaia di migliaia di persone e chi stava in servizio invecchiavano, quindi non c'è stato assolutamente un reale turnover. Negli ultimi 2 anni, e non lo dico io, lo dicono i numeri, fortunatamente sono pronto ad essere smentito, con i circa 3.000 che partiranno all'inizio del 2025, siamo a quasi 10.000 unità.
assunte da questo governo. 10.000. Ma sono giusti questi numeri, Antonio? Sono come quelli di prima che mancano di qualche cento? Okay. Basta andare sul sito del Ministero della Giustizia, della Polizia Penitenziaria, basta andare a farsi il conteggio di tutti i concorsi che sono usciti negli ultimi 2 anni, di tutte le partenze, tutti i corsi. Quindi voglio dire solo l'ultimo, che è questo che adesso è in fase, adesso inizieranno le prove fisiche agli inizi di novembre, in fase concorsuale, è di 2.568, quasi sicuramente elevato a 2.868, e secondo me si può arrivare tranquillamente anche a 3.000, solo l'ultimo concorso. Un altro è termineranno il corso agli inizi di gennaio e sono circa 1.400. Un altro ancora è stato assegnato a luglio, che erano 1.800, 1.900 adesso non ricordo, che è stato quello straordinario dei 250 di aprile. Cioè, ragazzi, i numeri sono tanti, è inutile, qualcuno magari può dire il contrario, perché io sento sbraitare gente che fino a 2 anni fa non diceva una virgola contro i governanti. Tutti ci chiediamo il perché, ma sappiamo la risposta. Oggi sbraitano, ci vuole personale, perfetto. E fino a 2 anni fa lo urlava solo Fellone, quel cretino di Fellone, insieme a Federico Carbonara e Mimmo Magnetta della Libertà, che stavamo nella puntini più totale. Sì. Che gli unici concorsi che vedevamo erano di 400 più 100, 350 più 100. Cioè, ma stiamo scherzando. Oggi ci sono numeri reali, però purtroppo sembrano tantissimi, ma comunque non sono sufficienti a coprire il turnover, perché tra fine anno e inizio anno nuovo andranno in pensione tantissime persone. Noi ci ritroviamo al sud Italia con un numero elevatissimo di pensionati. Antonio, sì. A proposito di Sud, vogliamo chiudere la trasmissione con una buona notizia, la voglio dare io velocissimo, perché parliamo del carcere di Vibo Valentia, dove insomma in Calabria, dove i problemi sono acuiti, sono maggiori. Parliamo di una perquisizione che si è tenuta nel reparto di alta sicurezza. Insomma, c'è una notizia molto bella, perché leggo sul vibonese.it: perquisizioni nel carcere di Vibo Valentia, la polizia penitenziaria sequestra cellulari e droga. Gli agenti che operano nella casa circondariale di Vibo sono stati coadiuvati dai colleghi provenienti da altri istituti della Calabria. E insomma, l'operazione è stata eseguita dagli agenti penitenziari di Vibo, coordinati dal comandante Pietro Davide Romano, coadiuvati dai colleghi giunti in supporto da altri istituti calabresi come Catanzaro, Palmi d'Ocri e Reggio Calabria. Un intervento significativo nella lotta contro l'illegalità anche all'interno delle mura carcerarie, che dimostrano l'impegno e la dedizione di chi vi opera. E l'operazione ha permesso di trovare e sequestrare diversi smartphone e più dosi di sostanze stupefacenti. Il tutto a seguito di perquisizioni nelle celle del reparto di alta sicurezza, cioè dove ci sono i gregari della mafia, dell''ndrangheta in questo caso, in una delle regioni più pericolose e complesse d'Italia a livello criminale, che è la Calabria. Antonio, è una bella notizia, nonostante tutti i problemi che ci sono, sentire che in un reparto difficile come quello di Vibo Valentia le donne e gli uomini di polizia penitenziaria riescono insomma a trovare, a rendere difficile la vita a chi pensa di fare quello che vuole nelle carceri. E qua con il tuo commento andiamo a concludere la trasmissione. Assolutamente sì, ma come lo è, che ne so, altri reparti hanno fatto delle ottime operazioni nelle ultime settimane. Cioè, la polizia penitenziaria lavora tantissimo, lavora tanto, contrario di quello che vogliono fare emergere, vuole fare emergere una certa stampa, anche perché no un certo sindacato, perché io faccio un'autocritica, noi sindacalisti spesso siamo solo bravi a lamentarci. Questo è il problema. Il problema è che a volte bisogna fare emergere tutto quello che fa il corpo di polizia penitenziaria, nonostante tutto. Veramente noi facciamo un lavoro assoluto, i nostri colleghi in prima linea fanno un lavoro assolutamente egregio, che in pochi potrebbero fare. Perché in tanti, io sento nel quotidiano, mi sento dire, ma che fai? Io sono un poliziotto penitenziario, rappresenta, mamma mia, il vostro è un lavoro difficilissimo, complimenti. Ce lo riconoscono le persone, però spesso sbagliamo noi, perché all'esterno facciamo emergere solo le cose negative che ci sono attorno alla polizia penitenziaria. Invece sarebbe opportuno e giusto far emergere anche quello che c'è di positivo, ed è tantissimo. È quello che noi cerchiamo di dire ogni volta in questo spazio appunto dedicato a chi lavora nella polizia penitenziaria, nel mondo delle carceri italiane.
nonostante tutto e tutti si riesce, insomma, c'è queste eccellenze che emergono e che andrebbero coltivate e moltiplicate. Ecco, noi quello vorremmo dallo Stato, che è il datore di lavoro e il gestore del sistema penitenziario in Italia, che questo si facesse, moltiplicare il bene, il fatto bene, renderlo la norma in tutti gli istituti penitenziari d'Italia, con mezzi, donne, uomini e capacità che sono, insomma, da moltiplicare, da far rendere uniformi in tutti i carceri italiani. Noi questo lo facciamo attraverso questa trasmissione e lo faremo domenica a Pontida, al raduno appunto della Lega. Noi saremo lì appunto con Antonio Fellone a ricordare queste necessità che sono impellenti e urgentissime, perché quando si è in condizione di fare bisogna fare, parole poche, fatti tanti. E fatti bene. Ok. A proposito di cose fatte bene, quella trasmissione come al solito è volata, il tempo è tiranno, dobbiamo lasciare la linea a chi c'è dopo di noi. Grazie ad Antonio Fellone, segretario generale aggiunto del SINAP, nonché coordinatore Dipartimento Carceri e Polizia Penitenziaria della Lega. E facciamogliela fare a lui la chiusura. Vai, chiudi tu, Antonio, vai. E niente ragazzi, come sempre un saluto a tutti voi, grazie. Oggi è volata questa trasmissione, mi è piaciuta tantissimo. Saluto tutti coloro che ci ascoltano da Canicattì a Bolzano. Ci sta anche Vipiteno, Antonio. Ci siamo anche noi. Ci vediamo domenica a Pontida, che noi ci saremo, come ovvio che sia, perché siamo persone coerenti e soprattutto leali. Viva la Polizia Penitenziaria e viva il SINAP. Buona serata a tutti. Grazie ad Andrea Regia, grazie a tutti per l'ascolto. Ci vediamo a Pontida domenica, tutti a Pontida. Ciao!